Tulundule, Tulundule. Simone, non sto in Africa, ma il Tulundule c'è pure qua, su sta strada che mi porterà in un posto meraviglioso. Meno male che questo furgone si è fermato. Senti come graffia, senti. Ma qua non arrivo, non si arriva più. Ma immagino che il casino che ci deve essere stata tutta l'estate per arrivare fino a sto posto. Comune di Arbus. Mazza, che strettoio. Ci passerò io di qua. Ok. Col sole contro, che noia. Che c'è vita c'è speranza, qua si può trovare pure un market che sicuramente in questo periodo sarà chiuso. Fammi vedere dove devo andare. Guarda che dune, deve essere proprio un bel posto questo. E mo dove vado a mettere io? Guarda che roba qua. Vabbè. Piscinas. Allora il parcheggio a pagamento si paga 9 euro al giorno, la notte poi è gratuita. Mo mi vado a infognare a mezzo a tutti questi altri camper e poi vediamo. Ho pagato fino a sabato mattina alle 8 devo stare fuori da sto posto. Pensavo fosse gratuito e invece no. Si paga, però domattina un bel giro mi vado a fare. Far bagno, poi vediamo. Mazza che posto. Poi domattina mi vorrei fare un giro su ste dune, mi sembra fattibile. Ci stanno due chioschetti, chissà quando finiranno la stagione questi. Certo per portare la roba qui che sì, non veniva il camion, no? Perché sennò
vale la pena, sì, domani mi faccio un bel giro. Intanto mi godo sto tramonto. Ci vediamo domani. Salute e buongiorno a tutti. Stamattina sono uscito tardi, volevo svegliarmi, ho messo la sveglia alle 7 ma l'ho spenta perché voglio salire su una di queste dune qua e da così che fa caldo era meglio se mi svegliavo prima, però tant'è. Ogni tanto mi scalcola. Piscinas, ragazzi, piscinas. Qui ci stanno i resti di non so che cosa. Non so se fa sempre parte del discorso miniere, perché questa è una zona proprio piena di miniere. Volevo visitare quella di Montevecchio, però poi alla fine sono voluto venire qua. Queste qua sono vecchi ruderi, qualcosa. Poi là sopra non so se c'è sta una vecchia costruzione, ma non ci vado fino là. Voglio salire qui e qua c'è sta cosa che non so se è un fiume, non ci vado fino alla voce, magari salgo sulla duna e lo vedo. Boh, non so che cosa possa essere sta cosa. Se qualcuno che conosce sta zona guarda il video e c'è una risposta, magari mettelo nei commenti. Ah, già c'è sciatone. Questa di fronte a me dovrebbe essere tutta la Costa Verde. Forse laggiù c'è Torre del Colsaro, però non lo so. Magari quando risalgo passo pure da là, vediamo. Sto risalita qua perché mi era sembrato che c'era meno pendenza. E come si inizia a salire è più, come si dice, è più compatto il terreno sabbioso, però mano a mano che sali c'è poco da fare, sempre sabbia. Dovrei aggirare sta cosa e vado lassù, vediamo un po'.
GoPro arresta video. Se venivo stamattina era meglio. Non ho mai camminato su dune così, è la prima volta nella mia vita. Ora non mi è chiara la cosa se queste sono quelle più grandi in Europa, boh, perché da qualche parte ho letto qualcosa del genere. Però è bello sta qua, sì. Trekking sulle dune di Piscinas. Che spettacolo. Poi sono bellissime, hanno un colore ocra incredibile. Guardate, è tutta macchia mediterranea. Per non dire la vista sul mare, che è incredibile. Sì. Lì passa una ferrovia, dopo ci faccio un salto. Un'altra strada, diciamo, del treno sta laggiù e quello è un albergo. Chissà quanto si vedranno a notte. Che posto, ragazzi. All'ombra la sabbia è bella fresca, eh? Ah, è fantastica. Se sta bene, sì. Mentre qui sotto ci passa non so, un fiumiciattolo, che quando l'altro anno, un paio d'anni fa, non mi ricordo, che ha piovuto tanto, sto coso qui, sto fiumiciattolo, l'acqua è tagliata fino al mare. Ma io non so queste miniere che estraevano, però presumo zolfo o qualcosa del genere, perché l'acqua diventò tutta marrone quando sfociava il fiume. Ci si può starsene. Ora mi faccio un giro da là, poi scendo sotto e me ne voglio andare giù da là, voglio andare a vedere com'è. Oggi il mare è piatto proprio, non c'è un filo di vento. Che meraviglia. Sì. No, quella non è una ferrovia. Là ci stanno le macchine. Io pensavo fosse una ferrovia, non capisco se è asfaltata però. Ma vediamo, magari mi avvicino, va. Ah, curiosità, ma la sono levata guardando Google Maps. Quella è l'SP24, che sarebbe buona farsela come punto panoramico. Fa la Costa Verde, poi passa per Arbus e poi se ne va giù verso Masua, mi pare si chiama. SP24, ma la devo segnare. Ma rientro che mi vanno a fare un bel tuffo. Che dici tu? Questa qua sotto deve essere una diga.
tutta sfasciata. Vedi com'è il colore dell'acqua? Poi non so se si riesce a capire, a vedere, tipo solforosa. Che dune, ragazzi, che dune. Guarda là, peccato il sole contro. Allora, non è proprio il mio genere preferito, perché la sabbia mi piace ma anche no. Preferisco il granuloso, spesso, che magari non ti si attacca ai piedi, te lo levi facilmente, o magari meglio ancora lo scoglio, come a Tegge della Maddalena. Però indubbiamente questo posto è veramente bello, la sabbia ha un color ocra incredibile, bellissimo, e l'acqua, vabbè, manca a dirtela. Ma qua ne cambio, vado a fare un bel tuffo. Bella fresca. Una cosa che mi piace qua di questo posto è che l'acqua è subito profonda. Ecco, ai 4 metri già stai all'acqua sul petto. Guarda che roba, Poi non far caso mio perché non so il tipo, almeno in mezzo all'altra gente. Però volendo qui c'è pure una parte della spiaggia che è dedicata a chi fa il nudismo. E qua tutta sta parte qui è dedicata a chi è il nudismo. A chi è il nudismo non si può sentire, però vabbè, tralasciando sta cosa, no, questa la poso, mi faccio un bel bagno, mi faccio mezz'ora dentro l'acqua perché fuori fa caldo. E stare dentro l'acqua è veramente piacevole, sì. Poi stasera mi cado un altro tramonto e domani mattina alle 8 devo lasciare sto posto perché o pago un'altra volta la mezza giornata o vado via alle 8. A perdita d'occhio, guarda che roba. Sono arrivato tardi per tramonto, però vabbè, meglio di niente. Ora provo a fare un time lapse. E dai, ci vediamo al prossimo video. Ciao!